L'auditorium dell'Expo Center pieno in ogni ordine di posto e più di 1000 rappresentanti del sistema Confartigianato arrivati a Milano da ogni angolo d'Italia per sostenere le parole del presidente Giorgio Merletti e ascoltare la risposta della politica italiana. A cominciare dal saluto del padrone di casa qui ad Expo, il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Expo è un grande successo di pubblico, è un grande successo in tutti i sensi, sono stati smentiti i gufi che dicevano non riuscirete neanche ad aprirlo. E la presenza di Confartigianato oggi qui con la sua Assemblea Nazionale dimostra l'interesse del mondo delle imprese per questo grande evento. Il nostro obiettivo è questo. Se la Lombardia ha fatto molto per sostenere il tessuto imprenditoriale locale con norme, incentivi per l'innovazione e fondi riservati alle piccole imprese, in Italia le cose procedono ancora in maniera troppo lenta per le esigenze di chi fa impresa. Un fisco eccessivo, una burocrazia mastodontica, il credito bancario che manca, come gli investimenti pubblici e una riforma che semplifichi davvero il lavoro. Tutti i problemi che attanagliano le micro e piccole imprese e che il presidente Merletti ha elencato punto per punto dal palco dell'Assemblea. Per continuare poi sui fronti della burocrazia, del credito, del mercato del lavoro, delle infrastrutture, dell'innovazione, dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione e non solo. L'Italia, tra tutti i paesi europei, ha subito il maggiore aumento della pressione fiscale. Il risultato è che oggi paghiamo 29 miliardi di tasse in più rispetto alla media europea. Soltanto la tassazione immobiliare è passata da circa 10 miliardi di ICI nel 2011 ai quasi 25 miliardi di IMU e TASI nel 2014, con un incremento del 153%. E questo aumento purtroppo non ha risparmiato, e questa è la cosa veramente brutta, gli immobili strumentali delle imprese, i capannoni, i laboratori, come se produrre e dare lavoro fosse un lusso. La situazione economica interna non è delle migliori, anche se all'orizzonte si inizia a vedere qualche timido segnale di ripresa. Altre partite, invece, si giocano fuori dai confini nazionali, ma potrebbero rilanciare la micro e piccola impresa italiana, come il regolamento sul Made in, che il 28 maggio tornerà in discussione a Bruxelles. Su questa partita del Made in Europa si fa battaglia. Come è noto c'è un appuntamento cruciale il 28 di maggio, il governo italiano sta lavorando al massimo. È chiaro che stiamo misurando uno dei fronti, diciamo, più delicati, ma anche potenzialmente più importanti per il sistema paese. Noi ci crediamo e ci stiamo lavorando. Nonostante tanti problemi, le piccole imprese ci sono, continuano a trainare la manifattura italiana e l'export, creano lavoro e formano gli imprenditori artigiani di domani.